Fabio Viviani, Mimmo Di Carlo, Amelia, Guidolin, Mondini, Maini, insomma, non hanno bisogno di presentazione. Lei è venuto qui dalla Sicilia. Sì, sono venuto da Gela, sono tifosissimo dell'Ane e quindi di fronte a un evento del genere era giusto esserci. Quindi lei adesso farà la coda per farsi firmare tutte queste... Direi, sì, sì. Per il momento Mimmo Di Carlo e Murgitta. L'autografo. No, ancora no, spero di recuperarlo a breve. Da dove arrivate? Sardegna, Sorso. Arrivate apposta per questi campionati? Siamo sardi di Sorso, io vivo lì, il mio amico vive a Londra, però siamo venuti qua apposta per l'evento. Sono arrivati da tutte le parti d'Italia per vedere e conoscere le vecchie glorie del calcio. Tifosi radunati allo Stadio Menti, che ospita l'appuntamento Operazione Nostalgia, partita in cui i beniamini di sempre si sfidano. Evento sportivo di rilevanza nazionale che accoglie circa 11.000 tra appassionati e tifosi della Nerossi, Vicenza e non solo. Nell'arco della giornata 36 campioni che hanno fatto la storia del calcio si sono alternati all'interno del village per incontrare i fan, firmare autografi, posare per i selfie e, perché no, improvvisare anche qualche partita a biliardino. Un attaccante gioca in porta e fa gol. Abbiamo fatto una foto con Murgitta e siamo venuti più che altro per Hernanes, che dovrebbe arrivare anche lui a mezzogiorno mi pare, e comunque un po' per tutti insomma, perché siamo tifosi del Vicenza da una vita. Siamo tifosi anche sportivi, diciamo, non siamo proprio del posto noi, siamo in provincia di Venezia noi. Siete venuti apposta da Venezia per vedere i vostri? Certo, siamo fatti un giro per vedere anche lo stadio perché non eravamo mai stati. Tra i protagonisti Viviani, Di Carlo, Murgitta, Hernanes, Svok e per la serata confermata la presenza di Totti. Assente invece Roberto Baggio, impegnato negli Stati Uniti. Qual è il ricordo, la nostalgia per chi? Soprattutto per Baggio, ecco, perché è un nostro paesano, diciamo, perciò è lui il nostro punto di riferimento, insomma, ecco. Voi di dove siete? Da Caldogno, esatto, perciò proprio il paese di Roberto.